Dal 1° di agosto, quindi da lunedì, avremo sul territorio ulteriori 25 rinforzi delle forze dell'ordine a garanzia della sicurezza, divisi fra 15 carabinieri e 10 rappresentanti della Guardia di Finanza. Dalla riunione in prefettura del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza arriva una prima risposta alla preoccupazione e al clamore generati dall'escalation di violenza registrata a Jesolo nell'ultimo periodo. La sparatoria in centro, condita da un video in cui si vede un uomo girare tranquillamente in un negozio con una pistola, hanno fatto scattare l'allarme rosso in una località che poi, per certi versi, non fa altro che rispecchiare quella che è la realtà del paese. Noi ci accorgiamo che la soglia di tolleranza della società rispetto anche all'assunzione di droghe anche pesanti si sta drammaticamente abbassando, quindi questo non è una cosa che può risolvere un sindaco, non è una questione che può risolvere la polizia, ma è un problema che la società deve cominciare a porsi. Anche il tema dei messaggi sbagliati che diamo in fatto di droghe, quindi anche i messaggi della liberalizzazione, della banalizzazione dell'uso delle sostanze deve essere completamente rivisto. Secondo il sindaco Christopher De Zotti, Jesolo è e rimane una destinazione sicura, la cui natura di accogliente centro per le vacanze non può essere compromessa da certi episodi. Ma soprattutto da tempo i comuni più turisticamente attrattivi del litorale veneto sono impegnati assieme ad altre località balneari con caratteristiche analoghe di tutta Italia a che venga riconosciuta la specificità delle cosiddette città fisarmonica anche sul fronte sicurezza, con un rinforzo delle forze dell'ordine che in determinati periodi dell'anno dovrebbe essere strutturale e non dettato da emergenze. Che noi siamo città che per 6-7 mesi all'anno sono realtà da 26.000 abitanti, per 4-5 mesi all'anno si trasformano in realtà che ospitano anche 200-300.000 persone nello stesso momento in città. Noi purtroppo affrontiamo questi 4 mesi con gli stessi strumenti e le stesse dotazioni che hanno le città da 26.000 abitanti.